di concerti che proprio si è venuto fuori l'amore che era per i zomi preservativi ragazzi è una bella roba no, che era siringhe che era preservativi e per i zomi importante poi a casa mi andavo a scuola la mattina ma con onore di onore grazie anche perché i preservativi erano sempre bei pieni. Insomma. E questo si abbina che sei buono. Vuol dire che abbina sei buono. Bravo. È tutto quanto il sistema del lupolo che crea sto carico di sti uomini che pompa bene, che dopo... Vai! E dopo, a fine, se il lupolo bello concentrato. Ascolta, ora Duilio, diciamo che comunque sì, nel senso, ti offrendo che sta birra buona, ma dopo uno si domanda i prezzi, come bravo, stare qui. giustamente, bravo. Perché può essere che a qualità ogni tanto che ne risenta invece... Bravo, bisogna, anche una roba importante, se i locali, secondo me, se vendere qualità al prezzo giusto. Cioè, è una bella roba, spero che... Nel caso mio ringrazio anche il mio fornitore che anche io mi è venuto incontro, logicamente. Sì. Mi posso tenere un prezzo buono, però anche il mio fornitore mi dà una mano. Nel nostro caso è RC Distribuzioni, da Campo Gerardo mi pare che sia. Adesso non anche io che paga qualcosa che giuta questa bella trasmissione, Tosi e Campana. Magari chissà che piazza, che possa entrare come... che dopo se non ti birra su ti vedi che la gente i fiori innovativi. Guarda, comunque... Ti dico che adesso sei ormai a marzo, sei un anno che lavoriamo con Yuri, che ti conoscerai, Romeo Canato e Romeo, Alessandro. È una bella famiglia, è un gruppo... È un gruppo di famiglia proprio, è tutta la famiglia, Alessandro, Romeo, che è sua moglie, che non mi ricordo il nome, che è Giorgia. Va bene, bravi! E dopo anche di bravi collaboratori, no? Comunque è tutto abbastanza in famiglia, quindi tieni, presi, ti dà una mano, mica può tutto quanto. La linea Rigle, che secondo me... Barat, Magenta Rigla. Domenica di sera mi fermare proprio. Così, ti dico è là, insomma, che mi sarà, che mi ho fatto festa, tanto l'unico casa, è là che bevevo pils. E insomma dicevo Dio buono, guarda se non è vero, l'Aurora puoi dire Dio buono, ma senti che pils. E più che ne bevevo, e più ti viene voglia di bere, ma ti dà un gusto in bocca, sto retrogusto amarognolo di sto lupolo, di sta pianta. Ma ti sa perché? E dopo il lupolo si manifesta su altre forme. Perché mica so perita agraria a Busto di Cana del Padova. E il lupo è parente stretto con il cannabis. Sì. Che saria, il lupolo saria... E infameggia come ti ha detto te, si lavora meglio. Insomma, l'ho capito io, ecco. Comunque, no, a proposito del famiglia... Il lupolo saria il buscando selvatico, se vorremmo bene. Dopo, nel caso nostro, da birra, viene coltivato, se ne avrà piccante, viene lavorato, eccetera, anche dove ci sono territori buoni, dove c'è il lupolo migliore, meno buono. Sì, un lupolo buono viene da Aller Taur, che è tra i confini Cecoslovacchia e Germania, che è... che è cultura... il lupolo è un lupolo uno dei meglio del mondo. Ecco, comunque vai, festa. A parte il lupolo, da Duilio si concentra anche tutta una fucina di artisti, diciamo, che... Per esempio, abbiamo qua Adrio e il Kevin, Vittorio, che se mondai, sì o no? Dopo che se mondai fa il video di Vittorio, se mondai dove c'è sto microfono? No, così è Tomaella dove? Aurora! Dove ha fatto sparire a Tomaella? Aspetta, sbriccia un fiamma. Guarda che... Non giudicarlo però, caso. Quando che abbiamo finito di fare il video dei driver, e te a parlare dentro il microfono, però, più vicino, vabbè, perfetto, esatto. Così dai finito il video, siamo andati a festeggiare da Duilio, sì o no? Abbiamo portato anche tutte le mucciacce, come ti ricordi, le ballerine, bello. Sì, mi ricordo. Abbiamo portato il calendario. Abbiamo stato un calendario che Duilio ancora picca in bagno. Che bottomi, sì. Ti ricordi la faccia di Duilio come siamo entrati? Dove c'è sta roba? No, è vero, tutte le pagine da cae adesso, anche, perché ormai l'estate... E a proposito dei drivers, che ne approfitteria per buttare sul video, così se vediamo anche gli altri, tre Gira il mondo Valentino, gira attorno ad un pallino, la pubblicità
qualità del sesso, te lo dice, fallo spesso, fallo bene, acquistando queste creme, soddisfatto, rimborsato, risultato assicurato. Io ti scrivo ad un club interattivo dove sotto false spoglie puoi scambiare anche tua moglie. Nera maschera letale per un gioco immorale, vera pelle, tacchi a spillo per la gioia del mandrillo. Ehi Joe, yeah yeah yeah, stappa e strappa la bottiglia, l'ospite dell'occasione. Signor testosterone, ehi Joe, yeah yeah yeah, non c'è dubbio, tu sei un mito, grande mito hollywoodiano, tutti quanti lo sappiamo. Mai davvero avrei pensato di essere sottovalutato, un complesso esistenziale, dammi quel medicinale. Maga magra, dammi Viagra, sei la Circe della strada, dai trasformami in suino, perché questo è il mio destino. Ehi Joe, yeah yeah yeah, stappa e strappa la bottiglia, l'ospite dell'occasione, signor testosterone. Ehi Joe, yeah yeah yeah, non c'è dubbio, tu sei un mito, grande mito hollywoodiano, tutti quanti lo sappiamo. Ehi Joe, yeah yeah yeah, stappa e strappa la bottiglia, l'ospite dell'occasione, signor testosterone. Testosterone. Ehi Joe, yeah yeah yeah, non c'è dubbio, tu sei un mito, grande mito hollywoodiano, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti lo sappiamo. Vai! Grande Vittorio! E gli intenditori poi aver riconosciuto sul video la partecipazione speciale dei dolcissimi Rumatera nei panni dei musicisti, dei drivers. Sì o no? Direi Che questo. onore, bravi. Bravi. Beh ragazzi, Bravi. adesso questo qua è il momento del programma, diciamo, dei video. E abbiamo anche la fortuna di avere dei video dove che qui dappertutto, la fortuna che siamo di arrivare fascia più protetta, a parte che altre televisioni molto che ha molto più. Oh, cosa vedo qua? E attacca a mostrare qui anche prima nel pomeriggio, diciamo, noi altri siamo